Aglio e peperoncino vuol dire una cosa: spaghetti. Vieni con me che li facciamo insieme. Partiamo pulendo 2 spicchi d'aglio. Iniziamo in padella. Olio, 2-3 spicchi d'aglio tagliati a metà e lo iniziamo a fare andare. Nel frattempo tritiamoci il peperoncino. Peperoncino, mi raccomando, quello fresco. Gli togliamo i semi. Il profumo dell'aglio si inizia a sentire, è il momento del peperoncino. Mi raccomando, il peperoncino facciamolo rosolare poco, altrimenti brucia, e aggiungiamo un mestolo d'acqua. L'aglio è ben rosolato, ha lasciato tutto il suo sapore, lo andiamo a togliere. La pasta è pronta, scoliamola. Iniziamo a mantecare gli spaghetti, ma questi hanno un ingrediente segreto. Ci siamo, aggiungiamo un po' di prezzemolo fresco tritato. E vi avevo detto che c'era un ingrediente segreto, fidatevi di me, pecorino romano. Il profumo non ve lo posso far sentire, ma posso farvi sentire come canta. È arrivato il momento dell'impiattamento. Guardate che bella sta cremina. E ora è arrivato il momento più bello, quello dell'assaggio. Sono uno spettacolo.